Italia Tinte Verdi, questo è il titolo della giornata di oggi di Screenshot. Verde come il Green Pass, il dispositivo che utilizzeremo domani per entrare nei ristoranti, nei cinema, nei teatri, nelle mostre, ma anche per eventi dove c'è affollamento, tra questi eventi come le sagre. Marco Speccia, segretario dell'Unione tra il Prolocco del Friuli Venezia Giulia, grazie per essere venuto in trasmissione con noi a cercare di far capire a chi deve organizzare questi eventi come lo deve fare, sempre che voi abbiate avuto le disposizioni giuste da parte del governo, perché qua le interpretazioni sono tantissime. E in collegamento con noi anche la vicepresidente dell'Unione tra le Prolocco del Friuli Venezia Giulia, Annalisa Ballardini, eccola qua, la vedo. Buonasera. Buonasera. Dopodiché noi ci trasferiremo nella seconda parte della puntata a Maiano, andremo a vedere direttamente sul campo quello che sta accadendo a poche ore dall'ingresso del Green Pass domani mattina. Speccia, cosa ne sarà delle sagre? Allora, le sagre da un anno e mezzo a questa parte, insomma, sappiamo che come dire, vivono un momento di complessità normativa che già c'era, tra l'altro a partire soprattutto dal 2017 certo, sulle tematiche della sicurezza, e di questo ne abbiamo già parlato tante volte. Ai fatti di Torino, ecco, giusto ai fatti di Torino, Piazza San Carlo, poi certo, insomma anche l'evoluzione di tutta la parte della condanna della sindaco, insomma è stato molto impattante sotto tanti punti di vista. Nel 2020 scoppia la pandemia, dall'estate 2020 pochi hanno rifatto delle iniziative, ci sono delle linee guida che sono state predisposte dalla conferenza delle regioni e a quelle ci atteniamo, quindi sia la scorsa estate come anche quest'estate 2021 dobbiamo calcolare che per organizzare un evento dobbiamo conciliare tutta quella che è la normativa in termini di sicurezza con quella che è la normativa anti-Covid. È evidente che una sommatoria di complessità delle due cose. Organizzare una sagra sembra un qualcosa di nell'immaginario collettivo semplice, frivolo e quant'altro. Di gioviale è diventato adesso un carrozzone burocratico, certo, in cui anche i volontari cominciano magari a stufarsi, speriamo di no, perché sono il vero motore di queste feste eventi, sì, che stanno in piedi sulla passione dei volontari, quindi è evidente che tutti i soggetti organizzatori, che sono sostanzialmente tutte associazioni, Proloco, comunque realtà non profit, devono farsi carico di questa realtà. Ci vuole organizzazione, ci vuole progettazione. È evidente che con l'entrata in vigore del Green Pass come requisito per poter accedere anche a queste iniziative, gli eventi devono essere in parte ripensati e riorganizzati. Certo, 2 sagre su 3 erano saltate, se non sbaglio, lo scorso anno. L'anno scorso, sì. Quest'anno, insomma, c'è un inizio, si torna a vivere più o meno, ma con determinati tipi di regole. Piazze chiuse, piazze aperti, stand chiusi, cosa cambierà in base anche agli spettacoli? Cosa succederà domani? Se può dirci magari in 2 minuti lo scibile come devono organizzarsi le sagre? Allora, per tutti coloro i quali organizzano sagre, fiere ed eventi di pubblico spettacolo, quindi concerti, spettacoli teatrali e quant'altri, il decreto è sufficientemente chiaro e quindi la certificazione verde va richiesta. Il problema di tutti noi organizzatori è quello di gestire gli ingressi all'interno dell'area della manifestazione, quindi immaginiamo, adesso abbiamo Maiano, il festival in corso, Buia che inizia questo fine settimana c'è Rivignano, questo fine settimana a Tramonti di Sotto, prossima settimana la sagra di Flaibano. È avvantaggiato chi ha un'area predefinita e predelimitata della manifestazione, quindi che è nelle condizioni di organizzare dei varchi di accesso. L'anno scorso abbiamo fatto l'esperienza e chiedevamo gentilmente ai nostri visitatori nome, cognome e numero di telefono per favorire il tracciamento e tenevamo i contatti per 14 giorni. Da domani sostanzialmente quello che andiamo a chiedere è l'esibizione della certificazione verde nell'ambito di quelle che sono le nostre facoltà e soprattutto obblighi per Chi potrebbe decreto. avere difficoltà invece? Quali tipo di manifestazioni potrebbero avere più difficoltà? Va in tipo sofferenza. Quelle che si svolgono quelle nelle piazze? Faccio un esempio su cosa è successo a Spilimbergo, se non sbaglio, no? Ho chiamato anche il presidente stesso
tarda mattinata di oggi non poteva intervenire perché è impegnato e lì tutto si risolverà praticamente con una forma ridotta, una cena su prenotazione sempre con Green Pass, ci ha spiegato, e poi con la messa e il mercatino, ma niente di più. Cioè, sì, perché è inevitabile che vanno in sofferenza soprattutto quelle manifestazioni che si svolgono nel cuore del centro storico, quindi centro storico con tutta una serie di vie, di aperture che è oggettivamente difficile da controllare. Questo in parte è un problema che ha avuto anche il Comune di Udine l'anno scorso, esatto, nell'organizzazione di Friuldoc. Il problema è quello, è quello. E quindi Spilimbergo, con la bellissima, tra l'altro, rievocazione storica della Maccia, come dire, è stata una scelta molto sofferta, ma è comprensibile l'atto organizzatore, perlomeno ai miei occhi, per quello che è stato scelto. E quindi comunque la tradizione viene salvata perché la festa viene fatta, totalmente rimodulata, però insomma la tradizione c'è. Certo, è importante continuare la tradizione che continua con la sagra del toro. Ci dovremo appunto collegarci con la Presidente, ma anche Vicepresidente, dall'altra parte dell'Unione tra il Prolocco, Annalisa Ballandini. Grazie per essere intervenuta innanzitutto. Quanta fatica organizzare questo tipo di manifestazione che dura da anni? E la vedo già che con la testa così vuol dire che è veramente stata dura. L'avevo intervistata non meno di 2 settimane fa, un sabato, e lei mi diceva che stava tentennando. E invece si è risolto tutto per il meglio? Allora, infatti dice bene che quel sabato che ci siamo incontrati era appena uscita la normativa ed eravamo abbastanza perplessi sul da farsi. Ci siamo trovati tra noi del direttivo e niente, ormai diciamo che la festa era quasi totalmente organizzata e non potevamo bloccare tutto di nuovo, anche proprio per dare un segno di ripartenza alla comunità che in qualche modo si aspetta qualcosa anche da noi della Prolocco. E poi posso aggiungere, a Buia dovete festeggiare nel migliore dei modi anche l'oro olimpico, quindi di Milan. Quindi... Infatti anche questa è una bellissima cosa che è successa in quel di Buia e dovremo affrontare anche la festa proprio per accogliere il nostro campione e anche qua dovremo valutare il da farsi per essere tutto in regola, anche perché sicuramente saranno in tanti che vorranno venire a salutare il nostro Jonathan. Ecco, come vi organizzate? Allora, come ci organizziamo? Abbiamo deciso di avvalerci di una cooperativa che farà il servizio d'ingresso proprio nella nostra area festeggiamenti. Abbiamo la fortuna, come diceva prima Marco Speccia, di avere un'area delimitata, quindi siamo in qualche modo avvantaggiati. Faremo all'ingresso dell'area il banchetto di ricevimento degli ospiti e saranno gli addetti di questa cooperativa a fare questo lavoro per noi in modo tale che siano preparati ad accogliere, insomma, e a valutare chi può e chi non può entrare. La fermo subito, Presidente. Mi parla dell'ausilio della cooperativa, benissimo il lavoro in rete, benissimo che ci siano delle persone che si mettono a disposizione, non si rischia di perdere un po' anche, parla come se fosse un appalto quasi, che avete dovuto farlo per un'altra azienda, non si rischia di perdere il volontariato che c'era? Perché immagino come lei ce ne saranno altre di iniziative che dovranno devolvere, dovranno farsi dare una mano da qualche azienda, da qualche altra realtà. Allora, le spiego, all'interno della manifestazione il volontariato nostro c'è e rimane sia nei chioschi sia nell'accoglimento all'interno della manifestazione. Il lavoro dell'ingresso e in qualche modo, è brutto dirlo, selezione del personale che può o meno entrare, è solo quello che abbiamo affidato a una cooperativa esterna, quindi all'interno nostro i volontari ci sono e rimangono. E seppur non fosse, o almeno non so se era molto chiaro il discorso, che gli addetti dovessero essere anche loro provvisti del Green Pass, noi per sicurezza e anche per un senso di coerenza e di sicurezza nostra all'interno, abbiamo predisposto che chi non avrà il Green Pass faranno tutti il tampone, quindi all'interno della festa, della sagra, saranno tutti controllati, anche per dare un segno di correttezza a questa cosa. Insomma. Questo va dato atto, insomma, un grande segnale, insomma, che voi date. Chiedo a Speccia, non si rischia tante interpretazioni, poi io vedo l'esempio di quello che sta facendo la Presidente della Prolocco di Buia.
ma si rischiano interpretazioni tra provincia e provincia, magari ci sia qualche... È un po' un dilemma che vi accompagna da anni, no? se non sbaglio, perché sì, qua si va nel campo interpretativo, da quello che ho capito. Questo è da un certo punto di vista inevitabile, nel senso che l'interpretazione serve anche poi a contestualizzare quella manifestazione in quel luogo, perché non possiamo essere tutti uguali, no? Diventa un limite nel momento in cui c'è un atteggiamento quasi un po' schizofrenico sulla questione. Organizzare un evento in Friuli Venezia Giulia non è la stessa cosa in una provincia o nell'altra. È vero che siamo tutti all'interno della stessa regione, ma è anche vero che gli organi dello Stato, che sono quelli peraltro preposti a livello di pubblica sicurezza a controllarci, sono organizzati per province e con una situazione sostanzialmente eterogenea ci dobbiamo confrontare. Organizzare un evento in provincia di Udine non è come organizzare un evento in provincia di Pordenone. Le richieste che alcuni sportelli unici di attività produttive chiedono in alcune parti della regione non sono analoghe ad altre. Questo è un dato di fatto. È evidente che ad esempio la Presidente Ballandini poi diceva sì, abbiamo dovuto ricorrere in maniera straordinaria a questa scelta. Dobbiamo anche ricordare che però le associazioni e le Proloco si sono trovate sostanzialmente con l'ultima settimana di maggio, inizio giugno, dove abbiamo detto ragazzi si può tornare a fare le sagre, le feste e tutta una serie di attività. Abbiamo letto le linee guida, ci siamo organizzati per fare queste attività che sono il cuore pulsante anche della socialità delle nostre comunità, le abbiamo pensate, predisposte nel mese di giugno, in parte nel mese di luglio e poi le facciamo quando? Sostanzialmente in piena estate. Potete capire a Ferragosto come è la settimana per eccellenza, esatto. Certo. E ci siamo trovati in questa situazione. Ci siamo trovati che la certificazione verde si sapeva che sarebbe arrivata. Non era chiaro che di certificazione verde ti serviva anche per accedere a una sagretta di paese all'aperto e non solo per andare oltre confine. Certo, voi avete fatto un calcolo di quante sono magari rischiano di saltare oppure in questo periodo? No, immaginiamo di no, però voi so che ne abbiamo parlato prima, avete fatto un webinar addirittura ascoltato da numerose persone, mi parlava di un centinaio insomma, di realtà che sono collegate. Sì, no, l'abbiamo fatto ieri sera proprio per dare delle indicazioni operative nei limiti delle interpretazioni e avevamo insomma in un webinar organizzato con soli 3 giorni di anticipo, avevamo 160 volontari che rappresentavano questo va dato regione. atto che il mondo di questi eventi, delle Proloco, delle sagre, 20.000 volontari, insomma sono ancora attaccati a questo, giustamente a questo tipo di tradizione e non vogliono mollare. Ma io le chiedo, Ballandini, le faccio l'ultima domanda, oltre a chiedere un po' che cosa ci troverà domani il visitatore nella sua sagra, oltre al toro ovviamente, che cosa, se pensa che a forza di regole, a forza di interpretazioni, a forza di cooperative volontarie, si rischia di perdere il sapore della sagra, della tradizione, se appunto queste sagre sono a rischio. Sicuramente non è facile andare avanti in questo modo, le dico la verità. Infatti il lavoro più grande di un presidente è tenere unito il gruppo. E tante volte in queste occasioni è proprio il gruppo che si sfiducia, no? Che perde un po' la volontà e la voglia di fare, e in questo momento è il Presidente che deve intervenire per mantenere valide le finalità di questo sodalizio. Quindi sicuramente è un lavoro sempre più difficile quello di portare avanti le iniziative nelle nostre comunità. Abbiamo capito che con lei insomma andrà avanti la sagra. Cosa si troverà domani il visitatore che verrà da voi? Allora, domani sera ci sarà un intrattenimento musicale, chiaramente non grandi cose live come eravamo abituati a fare nella nostra manifestazione, perché chiaramente quelli attiravano un gran numero di visitatori e ancora quello non si può fare, non si può ballare, quindi diciamo che abbiamo scelto una linea abbastanza soft, però il visitatore avrà un intrattenimento musicale per poter insomma stare in compagnia e mangiare e degustare le nostre specialità. Il sabato avremo uno spettacolo canoro per bambini, una piccola sfida tra bambini appunto per meritarsi il premio della serata. E nella domenica avremo un intrattenimento da parte di un'associazione
la scuderia Bad Boys, dove ci sarà appunto una prova gratuita per tutti i bambini su moto di mini enduro, e poi nel pomeriggio sera ci sarà lo spettacolo a quiz Il Cervellone, quindi oltre alla cena ci sarà anche questo allietamento. Tante novità, io le faccio in bocca al lupo, ci sentiremo sicuramente tra venerdì e sabato. Grazie. Grazie a Spezia per essere venuto in trasmissione, magari qualche norma l'avranno capito ancora di più rispetto al webinar che gli telespettatori e anche gli organizzatori. Noi andiamo a Maiano, andiamo a vedere un po' come sono le cose, pubblicità. Ed eccoci qui per la seconda parte di Screenshot. In esterna siamo andati a vedere come si sta organizzando una Proloco, esattamente quella di Maiano, tanti gli appuntamenti che ci sono nel fine settimana, insieme a me Daniele Stefanutti che ne è il presidente. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Allora Daniele, la difficoltà di organizzare questo tipo di eventi, oltretutto con il Green Pass, cosa dovranno aspettarsi i visitatori da domani, esordio del Green Pass? Beh, innanzitutto dico, le idee anche per noi non sono ancora tuttora chiare, stiamo aspettando proprio le linee guida di stasera che devono uscire, però fin dall'inizio, quando abbiamo fatto la conferenza stampa, abbiamo detto ovviamente noi rischiamo di organizzare un evento del genere e ci adeguiamo ovviamente all'evoluzione sanitaria in corso. Le difficoltà sono molteplici, ovviamente siamo in una piazza, quindi noi fortunatamente l'anno scorso siamo riusciti a realizzare il Festival di Maiano, quindi partiamo da quell'esperienza che era un'esperienza difficoltosa ma che ci ha dato anche soddisfazioni. Ricentreremo l'area e se sarà necessario filtreremo all'ingresso controllando Green Pass appunto tutti i nostri visitatori. Speriamo che non ci sia una mare sorpresa a partire dalla mezzanotte, che arrivano queste direttive, magari ci poteva calcare un po' di più la mano, farsi essere più presenti, spingere un po' di più per darvi una mano, perché voi siete un grande gruppo di volontari, magari faremo vedere anche dopo nelle immagini tantissima gente che va avanti, organizza il palco, che sta già cucinando. Si poteva fare qualcosa di più? Sì, senz'altro ci aspettavamo magari anche dai nostri organi regionali, nazionali, un maggiore supporto critico anche nei confronti di un evento del genere. Il Green Pass è un qualcosa di impegnativo, credo che lo sarà e anche in futuro lo sarà per tutte le manifestazioni che verranno organizzate, ovviamente verranno penalizzate perché già diciamo, c'è il timore della gente, dei visitatori in ambito normale, quasi normale come è stato finora, per cui pensare di un controllo di documenti, soprattutto c'è anche tanta gente che magari non si è ancora vaccinata e magari voi rischiate di perdere appunto anche altri spettatori, già ne avete avuto di riduzione, no? Se non sbaglio. Ovviamente sì, quelli che non sono vaccinati ovviamente hanno la possibilità di esibire il tampone negativo, quindi ci sono anche le formule per chi vuole accedere alle aree, quindi ci sono tutte le formule, però ovviamente un limite che ci aspettiamo che incida anche per un 30-40% in meno rispetto all'affluenza normale, che nel nostro caso, non avendo strutture fisse, quindi siamo con strutture a noleggio e quant'altro, può incidere anche negativamente in quello che è il conto economico alla fine di un festival del genere, insomma, che normalmente calamitava 150.000 visitatori nell'arco dei 15-17 giorni. Quindi, questo vuol dire un po' questo vuol dire anche rivedere un po' il vostro tipo di manifestazione in maniera un po' più easy, un po' più ristretta? Beh, ovviamente in questo momento qua non siamo in grado di ridimensionare, quindi quello che si è programmato andrà avanti, quindi gli investimenti fatti almeno per quest'anno restano sulla carta e quindi andremo in scena con tutto. Ecco, quali sono allora le manifestazioni?
Noi esordiamo col Green Pass con un concerto a pagamento domani sera con Marco Masini, e la piazza ha anche Rizofoni, che è un progetto italiano importante, con Cristina Scabbia, ospite speciale, cantante della Cuna Coil, quindi partiremo proprio alla grande, direi, con una manifestazione che ovviamente avrà le sue esigenze di controllo e anche numeri di affluenza importanti. Quanta gente vi aspettate in tempi di Covid? Per quel che riguarda il concerto, 1 migliaio di persone, perché l'arena nostra ci siamo adeguati alle esigenze attuali, quindi nell'arena spettacoli abbiamo la capienza di 1000, quindi ci aspettiamo il sold out come lo è stato per i concerti precedenti, fra l'altro. Per quel che riguarda invece la nostra manifestazione, la parte enogastronomica e degustativa, 1600-2000 persone possono accedere, quindi ci auguriamo che anche nonostante il Green Pass ci sia la voglia di venire in spensieratezza ma anche in sicurezza sicuramente all'interno del Festival di Maiano. Volontari si avvicinano comunque o si stancano di fronte a questa burocrazia? Nel nostro caso io mi ritengo fortunato, un presidente fortunato, perché lo staff qui è veramente imponente e importante. Abbiamo 250 persone nelle serate normali di apertura e abbiamo fatto la media di età, si aggira intorno ai 30 anni, quindi abbiamo uno staff molto giovane. I ragazzi non vanno in vacanza, preferiscono stare qua. Non vanno in vacanza e devo dire che si impegnano molto per la realizzazione di un evento che appassiona anche loro, perché sembra assurdo, però il fatto che sia così impegnativo è anche così entusiasmante per chi arriva qua e si trova di fronte magari a organizzare un concerto di Marco Masini, dei Subsonica, come saranno sabato ad esempio, e nonostante questo le difficoltà eccetera non demordono, anzi sono pronti a recintare le aree, a dare una mano perché tutto avvenga nel migliore dei modi. Abbiamo sentito prima la vicepresidente dell'Unione tra il Proloco, Ballandini, che è anche presidente di Buia, che diceva abbiamo dovuto attrezzarci con una cooperativa per esempio per farci aiutare con i Green Pass. Questo è il futuro? Cioè, appaltare a qualcun altro? Diciamo che già dall'anno scorso noi ci siamo affidati a un'agenzia che ha del personale decretato, quindi in accordo anche con la questura. Quest'anno, anche se non era d'obbligo finora, noi comunque avevamo un paio di persone che durante la serata vengono qua e ovviamente a pagamento questo, e controllano, sorvegliano un po' il fatto che non ci siano assembramenti, che si indossino correttamente le mascherine quando necessita, eccetera eccetera. Sarà qualcosa di necessario fin tanto che questa sarà la situazione sanitaria attuale. Dopo i fatti di Torino 2017, adesso il Covid, c'è ancora voglia di fare sagra, manifestazioni? Nel nostro caso non abbiamo mancato quella volta, non stiamo mancando ora, c'è ancora voglia, direi, quando si ha uno staff di questi numeri comunque ti spinge ad andare avanti e quindi la voglia sicuramente non manca. Certo è che è difficoltoso dopo i fatti di Torino. A livello economico? A livello economico i fatti già di Torino avevano dato una stretta a determinate situazioni, questo sicuramente è stata una bella botta nel nostro caso per quel che riguarda l'organizzazione. Io ricordo solo i dati dell'anno scorso, abbiamo speso oltre 30.000 euro per garantire la sicurezza, e quindi intendo sicurezza sia al personale che fa accedere alle aree che le mascherine, il gel, tutti i presidi necessari. Sono stati un costo importante per il bilancio della nostra associazione. L'ultima domanda che le faccio, velocissimo perché abbiamo finito, quanto è importante il coinvolgimento dell'amministrazione come anche le forze locali, della polizia, o per garantire l'ordine? È importantissimo in questo momento la concertazione. Sì, diciamo che noi nel momento in cui abbiamo deciso di partire, specialmente l'anno scorso, dico perché siamo stati i primi forse come dimensioni grosse così a partire,
abbiamo concertato il tutto con la nostra amministrazione comunale e le forze dell'ordine, in particolare quelle locali, ma anche con la questura di Udine. Abbiamo chiesto il parere e una spalla, cioè qualcosa che ci diano una mano effettivamente a gestire, e devo dire che c'è stata la massima disponibilità da parte soprattutto delle forze dell'ordine a dare una mano in questo evento. Io la ringrazio per questo suo intervento. Mi resta che concludere, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, ci vediamo domani sempre con Screenshot, grazie, arrivederci.